Ora si può partire. L'Euroregione, denominata Euroregio senza confini, da oggi è pienamente operativa. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia fianco a fianco su temi di attualità e di interesse comune. Dopo l'assemblea andata in scena a Klagenfurt lo scorso febbraio per l'insediamento, oggi 3 amministratori si sono trovati a Venezia per tracciare le linee d'azione e per ratificare la scelta del direttore, il carinziano Dieter Platzer. Si parte definendo un progetto per il 2014, un direttore che sarà carinziano, il dottor Platzer, a costi zero, e quindi si mettono insieme le buone pratiche su molti fronti: mobilità, sanità, turismo, cultura di Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Veneto. Una data storica con linee comuni su molti temi, dalla cultura alla mobilità, dal turismo alla protezione civile. Approvato il budget per il 2014 con 210.000 euro divisi in ugual misura tra le 3 regioni, formalizzata la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. Oggi è una data storica perché abbiamo creato tutti gli strumenti che erano necessari al GECT per essere operativo, per cui fin dai prossimi mesi saremo in grado di mettere in campo dei progetti concreti che lasceremo al lavoro intanto iniziale dei nostri assessori e che poi sostanzialmente porteranno appunto, come dicevo prima, progetti concreti soprattutto per sanità, istruzione e per mobilità e anche evidentemente più in generale cultura e turismo. Progetti comuni sono pronti anche per sostenere i giovani che vogliono intraprendere percorsi di studio e di lavoro a cavallo tra le 3 regioni e per amplificare i punti di contatto che derivano anche da una storia che ha visto spesso a braccetto la Carinzia e il Nord-Est. Die ersten Schritte, die wir jetzt gemacht haben, war einmal, dass wir... Oggi ci siamo mossi in senso operativo, peraltro è stato eletto un segretario generale appunto carinziano e avremo incontri peraltro trilaterali, proprio per muoverci fattivamente all'interno dei settori della cultura, del turismo e anche della protezione civile. Nel 2015 la quota di finanziamento a carico di ogni regione salirà a 70.000 euro per finanziare i progetti comuni. Nel futuro si vogliono allargare i confini dell'Euroregione a Slovenia e Istria, ma anche ad altre realtà confinanti, nella certezza che l'Unione Europea è pronta a finanziare queste idee. Ci rivolgiamo a un'Europa che è molto sensibile nel finanziare progettualità macro-regionali. Noi siamo la macro-regione, l'Euroregio senza confini, che ha le carte sicuramente tutte a posto per essere finanziate.